il potente, Dio che regna, perché si alzò e la morte scacciò. Loda il sovrano, Dio fedele, perché nessun altro è pari a Lui. Loda il potente, Dio che regna, perché si alzò e la morte scacciò. Loda il sovrano, Dio fedele, perché nessun altro è pari a Lui. Loda il Signore con tutto il cuore. 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 Non tacerò, Gesù vivo sta, a tutti lo racconterò. Non tacerò, Gesù vivo sta, a tutti lo racconterò. Non tacerò, Gesù vivo sta, a tutti lo racconterò. Loda il Signore con tutto il cuore. Se tu respiri, loda il Signore. 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 Alleluia! Alleluia. Noi ti loderemo, Signore. Finché noi vivremo, noi ti loderemo, Signore. Tornerò meraviglie tue, la libertà, l'esodo del mio cuore, mi cercato, liberato, da tenuto le acque intorno a me. Oh Yahweh, io ti
ogni vittoria appartiene a te. hai diviso il La Chiesa mare, canta, canta. mi hai guidato in libertà. Alleluia, alleluia. Dio, tu lotti per me Sì, Signore, di ogni vittoria. Alleluia, alleluia. Hai diviso il mare e mi hai guidato in libertà. Alleluia, alleluia. mi hai preso per la mano, guidato in vittoria alla mia terra promessa, e adesso canterò ciò che tu hai fatto a me. La morte è sconfitta per la furia del tuo amore. Sei venuto al mio Egitto, mi hai preso per la mano, mi hai guidato in vittoria alla mia terra promessa, e adesso canterò ciò che tu hai fatto a me. La morte è sconfitta per la furia del tuo amore. Per la furia del tuo amore. Sei venuto al mio Egitto, sei venuto al mio incontro, mi hai preso per la mano, ogni vittoria appartiene a te, Signore. Mi hai cercato, mi hai liberato, mi chiama per il nome, mi hai reso libero. Sei venuto al mio Egitto, alleluia. Sei venuto a me, Signore, alleluia. Come non lodarti, Signore? Abbiamo tanti motivi per adorare il tuo nome. Vogliamo, Signore, ringraziarti ogni giorno, che la nostra bocca ogni giorno loda il tuo nome, loda il tuo nome. Alleluia. Inondaci, la tua pace è un fiume che scorre in me, in acque di grazia immergimi, nascosto nel tuo amore, tua sanità. La tua pace è un fiume che scorre in me, adoro la tua maestà, adoro il tuo nome, Dio, Gesù, io ti aspetto qua, il mio cuore ti do. Spirito Santo, vieni. Spirito Santo, scendi qui. Vogliamo te. Apri i cieli, muoviti in me.
a tua glória, nós siamo qua. Spirito Santo, sia tua volontà. Adoro la tua maestà, adoro il tuo nome, Dio. Gesù, io ti aspetto qua. Il mio cuore ti do, adoro la tua maestà, adoro il tuo nome, Dio. Gesù, io ti aspetto qua. Il mio cuore ti do. Apri i cieli, inondati di misericordia. La tua presenza scenda, Signore, cantiamo Santo, Santo. Apri i cieli, inondati di misericordia. La tua presenza scenda, Signore, cantiamo Santo, Santo. Apri i cieli, inondati di misericordia. La tua presenza scenda, Signore, cantiamo Santo, Santo. Oh, cantiamo Santo, Santo. Manda, Signor, Spirito Santo, fuoco di Dio, copri la terra col tuo potere, come hai già fatto tu noi crediamo. Ravvivamento, manda, Signor, Spirito Santo, fuoco di Dio, copri la terra col tuo potere, come hai già fatto tu lo rifarai. Ravvivamento, manda, Signor, Spirito Santo, fuoco di Dio, copri la terra col tuo potere, come hai già fatto tu lo rifarai. Ravvivamento, manda, Signor, Spirito Santo, fuoco di Dio, copri la terra col tuo potere, come hai già fatto tu lo rifarai. Tu hai il potere, tu hai il potere, oh, tu hai il potere, tu hai il potere. Ravvivamento, manda, Signor, Spirito Santo, fuoco di Dio, copri la terra col tuo potere, come hai già fatto tu lo rifarai. Ravvivamento, manda, Signor, Spirito Santo, fuoco di Dio, copri la terra col tuo potere, come hai già fatto tu lo rifarai. Ravvivamento, manda, Signor, il tuo fuoco in noi,
consuma la tua Chiesa, consumaci col tuo fuoco, Signore. Vogliamo bruciare davanti a te, vogliamo, Signore, ravvivamento, manda, Signore, Spirito Santo, fuoco di Dio, copri la Chiesa col tuo potere, come hai già fatto tu lo rifarai. Ravvivamento, manda, Signore, Spirito Santo, fuoco di Dio, copri la terra col tuo potere, come hai già fatto tu lo rifarai. Alleluia, tu lo rifarai, Signore. Amém. Nós possiamo continuare a lodare il Signore con le nostre decime, offerte. Consagriamo al Signore con gioia. Amém. Signore, noi ti lodiamo, innalziamo il tuo santo nome, Signore. Noi vogliamo continuare, Signore, a innalzarti, a adorarti, Signore, con le nostre decime, con le nostre offerte, Signore. Noi mettiamo tutto davanti a te, Signore. Consagriamo a te ogni decima, ogni offerta, Signore. Consagriamo a te quello che tu hai messo nel cuore di ogni fratello che porterà l'offerta qui oggi, Signore. Signore, io metto davanti a te le nostre vite, Signore. E quello che vogliamo in questa mattina è ringraziarti, Signore, perché tu sei Dio della nostra vita, Signore. Allora consagriamo tutto a te in nome di Gesù. Amém. Possiamo portare le nostre decime, offerte. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Noi ti adoriamo in ogni tempo, in ogni stagione. Oh, alleluia. La tua misericordia si è rinnovata su di noi ancora un giorno. Tu sei buono. Provate e vedrete quanto l'Eterno è buono. Alleluia. 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 Noi vogliamo oggi presentare a voi la canzone che abbiamo scritto per il convegno di donne di quest'anno. Il Signore è buono, il Signore è buono. La sua misericordia si rinnova su di noi ogni giorno. E perché Lui è così buono e misericordioso, ci ha dato questa meravigliosa canzone. E noi vogliamo presentare prima a voi. E vorrei leggere il tema della canzone che il Signore ha messo al cuore di Pastore Mariano. Osea capitolo 14, versetto 4. Io guarirò la loro infedeltà, io li amerò di cuore, poiché la mia ira si è distolta da loro. Io sarò per Israele come la rugiada. Egli fiorirà come il giglio, espanderà le sue radici come il Libano. I suoi rami si estenderanno, la sua bellezza sarà come quella dell'olivo e la sua fragranza come quella del Libano. Quelli che abiteranno alla sua ombra faranno di nuovo crescere il grano e fioriranno come la vite, saranno famosi come il vino del Libano. Che il Signore ci faccia fiorire in questa stagione. Amen. Alleluia. Gesù. Signore, tu sei buono.
Nel deserto della mia vita, dove tutto sembra finire, tu fai nascere speranza, tu mi fai fiorire il cuore come pioggia su terra arida. La tua voce mi porta vita, ogni lacrima diventa un canto, ogni ferita è guarita. Ho preparato le mie parole ed oggi torno a te, Signore. Accetta il bene che ti offro, le mie labbra loderanno te. Ho preparato le mie parole ed oggi torno a te, Signore. Accetta il bene che ti offro, le mie labbra loderanno te. Sei tu, quel tuo infinito amore. Sei tu, la primavera del mio cuore. Sei tu, colui che può guarire. Sei Dio, il Dio che fa fiorire. Preparato le mie parole ed oggi torno a te, Signore. Accetta il bene che ti offro, le mie labbra loderanno te. Ho preparato le mie parole ed oggi torno a te, Signore. Accetta il bene che ti offro, le mie labbra loderanno te. Sei la rugiada al mattino, cadi su me, con la tua grazia mi fai abitare alla tua ombra, tu mi fai crescere e fiorire. Sei la rugiada al mattino, cadi su me, con la tua grazia mi fai abitare alla tua ombra, tu mi fai crescere e fiorire, crescere e fiorire, crescere e fiorire, crescere e fiorire. Sei tu, quel tuo infinito amore. Sei tu, la primavera del mio cuore. Sei tu, colui che può guarire. Sei Dio, il Dio che fa fiorire. Sei tu, quel tuo infinito amore. Sei tu, la primavera del mio cuore. Sei tu, colui che può guarire. Sei Dio, il Dio che fa fiorire. Sei Dio, il Dio che fa fiorire. Oh, oh, alleluia! Oh,
bellissima, no? È bellissima, vero? Possiamo cantare? Ho preparato le mie parole ed oggi torno a te, Signore. Accetta il bene che ti offro, le mie labbra loderanno te. Ho preparato le mie parole ed oggi torno a te, Signore. Accetta il bene che ti offro, le mie labbra loderanno te. Oh, sei tu, Signore, il guaritore, sei tu. Alleluia. Sei tu. Oh, Signore, accetta il bene che ci offriamo oggi qui. Accetta. Le parole non basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu, mio Dio, mai una fine avrai. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che meglio da offrire a un re è un cuore che canta alleluia, alleluia. Altro mai farò, verso te aprirò le mie braccia per adorarti, Dio.
ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che meglio da offrire a un re è un cuore che canta alleluia, Tu sei buono, Signore, sei buono, Signore, sei buono, Signore. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia. È così poco, Signore, quello che abbiamo da offrirti. Alleluia. Sarà poco, ma so che è meglio da offrire a un re. È un cuore che canta alleluia, alleluia, alleluia. Applaudiamo il Signore, Lui è buono in ogni tempo, Lui è buono. Amen. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Pace sia con voi. Potete accomodarvi per favore? Chi è felice stamattina? Alza la mano in alto così. Alleluia. Noi siamo di Gesù, siamo il popolo più felice della terra. No? Non possiamo essere tristi perché la nostra gioia è nel Signore. Come Paolo ci insegna, no? Rallegratevi nelle circostanze. Se tutto va bene, stai felice. Se tutto non va bene, non devi stare felice. No? È così che la Bibbia ci insegna. Paolo ci dice, no? No, Paolo ti dice, rallegratevi nel Signore. I nostri occhi devono essere sul Signore. No? C'è una musica in portoghese che dice, la lotta viene e passa. Non perderti d'animo, no. Chi crede in Gesù Cristo ha già la salvezza. E questa è la nostra realtà. Ci sono dei problemi, ci sono degli ostacoli, ma noi sappiamo che tutto questo finirà un giorno perché la nostra salvezza è già garantita in Cristo Gesù. E noi ce ne andremo con Lui per l'eternità. Amen. Glória a Dio. Questa settimana noi siamo stati lì a Verona, no? Da giovedì fino a ieri, e siamo stati estremamente benedetti lì. Il Signore ci ha parlato, il Signore ci ha portato degli uomini grandissimi che ci ha portato la parola lì. Noi siamo stati edificati dalla parola del Signore e Dio ci ha dato il privilegio di avere con noi qui oggi il pastore Manuel, no? che predicherà per noi oggi, no? C'è lì il pastore Manuel e anche il pastore Elias, che è un missionario in Inghilterra, no? Prima di chiamare il pastore Manuel, volevo chiamare il pastore Elias, che potesse ci fare un saluto, pastore. Vieni qui, per favore. Dov'è la nostra traduttrice? Gabi ci farà da traduttrice oggi. Pastore Elias, ci siamo già conosciuti da qualche anno, sempre lì a Verona, no? Ed è una persona che il Signore sta usando tanto lì in Inghilterra. E non solo lì, ma anche per il mondo. Lui ci parlerà un po' del suo ministero. Muito bom dia a todos. Buongiorno a tutti, Alegria estar aqui com o pastor Daniel è un'allegria essere qui con il pastore Daniel e conhecer esta igreja que já há tanto ouvíamos falar.
e conoscere questa chiesa di cui sentivamo parlare. Pastor Daniel tem nos ministrado no tempo de louvor. Il pastore Daniel ha ministrato durante il tempo di lode nel congresso E nós estamos aí juntos na obra do Senhor. e siamo insieme nell'opera del Signore Então, fazendo a obra aqui na ilha de Jersey, e facendo l'opera qui nell'isola di Jersey, uma ilha que fica aqui entre França e Inglaterra, un'isola che sta fra la Francia e l'Inghilterra, mas também fazendo a obra do Senhor lá em África. ma facendo anche l'opera del Signore in Africa, Moçambique, Malawi, Zimbábue e Zâmbia. in Mozambico, Malawi, Zimbábue e Zâmbia. Zimbabwe e Zambia. E nesses países nós trabalhamos com parcerias. E in questi paesi stiamo lavorando con delle partnership. E eu louvo a Deus porque vocês fazem parte também da obra lá em África, Pastor Daniel. E lodo a Dio perché anche voi fate parte dell'opera in Africa. Ano passado, a vossa igreja aqui em Valedio, eles contribuíram com 3 poços artesianos. L'anno scorso la chiesa, sempre la vostra chiesa CCMI di Verona, ha contribuito con 3 pozzi artigianali. Então, vocês estão fazendo parte do movimento de Deus, aquilo que Deus está fazendo lá em África. Quindi state facendo parte del movimento che Dio sta facendo in Africa. Eu estou muito feliz de hoje acompanhar meu amigo, Pastor Manuel. E oggi sono molto felice di accompagnare il mio amico Pastore Emanuel. Eu conheço o trabalho que Pastor Manuel tem desenvolvido. Conosco il lavoro che il Pastore Emanuel ha fatto, E sta é algo facendo. lindo que Deus está fazendo lá nos Estados Unidos. E c'è un qualcosa di bellissimo che Dio sta facendo negli Stati Uniti. E através da vida dele, Deus está fazendo coisas ao redor do mundo. E attraverso la sua vita Dio sta facendo cose in tutto il mondo. Porque há uma palavra que define muito a igreja New Life que Pastor Manuel pastoreia e que plantou esta igreja. Perché c'è una parola che definisce la chiesa che oggi, di cui è pastore il Pastore Emanuel e che... Ele plantou também, ele pastoreia, mas iniciou esta e che ha igreja. iniziato questa chiesa. Generosidade. Generosità. Então, ele está aqui também por um princípio de generosidade. Quindi è anche qui per un principio di generosità. E eu quero só apresentar porque eu estou fazendo parte também de um movimento de generosidade da Igreja New Life. E vorrei presentare anche perché anch'io sto facendo parte di un movimento di generosità nella chiesa New Life. Então, o Pastor Manuel tem abençoado, ele é doutor, ele além de pastor, ele é um doutor. Quindi il Pastore Emanuel ha benedetto e lui è un dottore oltre che pastore. E então, com as habilidades que Deus tem dado para ele, E quindi con le abilità che Dio gli ha dato, ele tem abençoado pastores ao redor do mundo, ha benedetto pastori intorno al mondo a fim de que a gente possa desenvolver melhor os nossos ministérios. affinché possiamo svolgere meglio i nostri ministeri. E Pastor James já tem participado já desse movimento que Deus está fazendo. Il Pastore James ha già partecipato di questo movimento che Dio sta Então, facendo a gente acaba que está aí no mesmo barco. e alla fine siamo nella stessa stanza. Então, eu creio que essa manhã Quindi credo che questa mattina não é simplesmente uma ministração, Pastor Daniel, non è solo un'amministrazione, Pastore Daniel, mas eu creio que é o início de algo que Deus vai fazer assim muito bonito, ma credo che è l'inizio di qualcosa che Dio sta facendo di molto bello, porque o Senhor quer nos dar capacidade para a gente ir além. perché il Signore vuole darci capacità per andare oltre. E eu concluo essa minha participação E concludo questa partecipazione com um versículo que está lá em Atos 27, 25, con un versetto che sta in Atti 27-25, não é? Ou parte dele, que depois você pode ver este texto, mas parte deste texto ele diz assim: creio que Deus fará exatamente o que me prometeu. Dopo potete leggere tutto il testo, però in questo versetto dice: credo che Dio farà esattamente ciò che ha promesso. Creio que Deus fará exatamente o que me prometeu. Credo che Dio farà esattamente ciò che mi ha promesso. E tem a ver com o contexto aqui de Itália também, quando Paulo estava vindo para se apresentar diante de César e houve um naufrágio. Parla anche del contesto qui in Italia, quando Paolo è venuto a presentarsi davanti a Cesare ed è avvenuto il naufragio. Mas Deus, o anjo do Senhor aparece para ele e fala: não temas,
Ma un Paolo. angelo del Signore appare a lui e gli dice: non temere, Paolo, Todos ficaram com vida. tutti avranno vita. O naufrágio foi necessário. Il naufragio è stato O Senhor necessario, permitiu o naufrágio, il Signore lo ha permesso, mas todos se mantiveram com vida, pastor. ma tutti avranno vita. Nós estamos orando pela pastora Mariana Stiamo pregando per la pastora Mariana e eu quero também dizer que estamos juntos nesse propósito, orando por ela, e eu fico muito feliz de estar aqui hoje. e voglio dire che siamo insieme in questo processo, anche noi stiamo pregando per lei, Porque estamos já, quando soubemos, nós iniciamos um processo de oração e vou levar ainda mais para a nossa igreja, para nós aumentarmos a carga de oração. Quando l'ho saputo ho cominciato un processo di preghiera e lo porterò anche alla mia chiesa per aumentare la carga di preghiera. Mas eu deixo essa palavra para você, creio que Deus fará exatamente o que nos prometeu. E vi lascio con questa parola, credo che Dio farà esattamente ciò che ha promesso. Amém? Allora, Pastor Manuel, vem. Eu falo em português. Eu jeitinho, passo o fio por trás da orelha. Amém? Nós fomos muito abençoados ali em Verona. Siamo stati molto benedetti lì a Verona. Né, os pastores que estavam ali, o pastor Jackson de Londres, o pastor Eduardo também do Brasil, I pastori che erano lì, il pastore Jackson di e o pastor Manuel, pastor Jackson de Londres, il pastore Jackson di Londra o pastor Eduardo do Brasil e il pastore Edoardo del Brasile e o pastor Manuel, brasileiro, mas mora nos Estados Unidos lá. e il pastore Manuel brasiliano, però vive negli Stati Uniti. E foi muito forte o que Deus fez ali. È Foi muito stato forte. molto forte ciò che Dio ha fatto lì. E é um privilégio, pastor. Ed É è stato un privilegio o senhor estar aqui e poder abençoar as nossas vidas aqui com a palavra do Senhor. Então, ed è stato un Signore. privilegio avere lì ed essere stati benedetti. é casa tua aqui. Que o Senhor te use. Amém, amém. Buongiorno. Esse eu sei falar, Questo lo so dire, mas também terminou aí. ma è finita qui. Vocês estão bem? State bene? Eu estou me sentindo longe de vocês, Mi sento lontano da voi, assim, na distância, nella distanza, né? Então eu vou ficar um pouquinho mais aqui à frente para ficar mais perto. quindi starò un po' più avanti per stare un po' più vicino. Obrigado pela tradução. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Grazie pastore per l'opportunità. Pode? Pode, pastor? Mas não vai atrapalhar por causa do som? Não? Então tá ótimo. Aqui. Aí. Melhor. Fica ruim para você? Para nós não termos que ler o texto duas vezes, alguém pode dar o texto para ela já em italiano? Porque aí ela só lê em italiano. Vai ter lá na tela? Tá. O texto será de Lucas capítulo 5, Il testo sarà in Luca capitolo 5, versículos 17 a 25. versetti dal 17 al 25. Antes de lermos o texto, Prima di leggere il testo, olhem para mim um minuto. guardatemi un minuto. Você crê Tu credi em milagres? nei miracoli? Crê. Qual é a definição de milagre Qual para è, você? qual è la definizione per te di miracolo? Quando você fala sobre milagre, Quando parli di miracoli, esse milagre que você disse que crê, questo miracolo che tu dici di credere, como que você define? O que é milagre? come lo definisci? Lo definisci? Cos'è il miracolo? Pense nisso enquanto nós vamos ler o texto que está em Lucas, Pensa a questo mentre noi leggiamo il testo che sta in Luca, que conta a história de um grande milagre. che racconta la storia di un grande miracolo. Versículos 17 a 25. Versetti dal 17 al 25. Ed avvenne in uno di quei giorni che egli stava insegnando, ed erano quivi seduti dei farisei e dei dottori della legge, venuti da tutte le borgate della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme, e la potenza del Signore era con lui per compiere delle guarigioni.
Ed ecco, degli uomini che portavano sopra un letto un paralitico e cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui. E non trovando modo di introdurlo a motivo della calca, salirono sul tetto e fatta un'apertura fra i tegoli lo calarono giù col suo lettuccio, in mezzo alla gente davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, disse: «O uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare, dicendo: «Chi è costui che pronunzia bestemmie? Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?» Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, prese a dir loro: «Che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più agevole dire: i tuoi peccati ti sono rimessi, oppure dire: levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliol dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, io te lo dico», disse al paralitico: «Levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua». E in quell'istante, alzatosi in presenza loro e preso il suo giaciglio, se ne andò a casa sua, glorificando il Dio. Que bom. Quando eu cheguei aqui, Quando sono arrivato qui, eu fui tomar uma água ali no ambiente do lado. sono andato a bere un po' d'acqua nella stanza accanto Em uma conversa breve com o seu pastor, e durante una conversazione breve con il tuo pastore eu disse que o prédio era grande, o espaço de vocês era grande. ho detto che il vostro spazio è grande. E aí ele me disse, mas vamos ter que sair daqui. E allora lui mi ha detto: «Sì, però noi dovremmo uscire da qui Por uma situação do prédio, enfim. per una situazione di questo spazio». E aí eu disse para ele, vocês vão ficar nessa área? E gli ho detto: «Ma starete in questa zona?» E aí ele me disse assim, vamos precisar de um milagre. E lui mi ha detto: «Avremo bisogno di un miracolo». Mas o interessante Ma é l'interessante que ele me disse isso aqui. è che mi ha detto questo qui, Mas eu saí de Verona, de Pesqueira, ma sono uscito da Peschiera com o desejo no meu coração con il desiderio del mio cuore de compartilhar esta mensagem, di condividere questo messaggio que é sobre milagre. che riguarda i miracoli. Então eu preciso começar a falar com vocês Quindi devo cominciare a dire a voi, dizendo que eu creio em milagres. dicendo che io credo nei miracoli. Eu sou um crédulo. Io sono un credente, Eu creio que Deus faz aquilo que nós não imaginamos, credo che Dio fa quello che noi non immaginiamo, aquilo que é impossível, quello che è impossibile, aquilo que contraria toda lei, quello che va contrario a tutte le leggi, seja física, sia fisiche, social, sociali, financeira, finanziarie, de saúde, di salute, porque Ele é Deus perché Lui è Dio e porque Ele pode. e perché Lui può. Vocês estão diante de um homem State davanti ad un uomo que crê che crede que Deus pode fazer uma mudança radical che Dio può fare un cambiamento radicale nas nossas vidas nelle nostre vite em fração de segundos. in pochi secondi, Porque para Deus não há limites. perché per Dio non ci sono limiti. Por isso eu te perguntei se você crê. Per questo ti ho chiesto se tu credi, Mas é por isso também que eu te perguntei ma è anche per questo che ti ho chiesto como você define milagres. come definisci i miracoli, Porque a comunidade cristã perché la comunità cristiana tem, na minha experiência, ha, nella mia esperienza, entendido milagre capito miracoli apenas de uma maneira. solo in un senso. Bom, precisamos definir então o que é milagre. Allora dobbiamo definire cos'è un miracolo. Milagre não é algo que eu posso fazer. Un miracolo non è qualcosa che io posso fare, Não é algo que você pode fazer. non è qualcosa che tu puoi fare. Milagre precisa de uma interferência Il miracolo ha bisogno di un'interferenza de alguém que tenha mais poder do que nós. di qualcuno che ha più potere di noi, E neste caso, Deus. e in questo caso Dio. Um milagre na saúde Un miracolo nella salute é quando os médicos dizem não tem mais jeito. è quando i medici dicono non c'è più modo. Um milagre nas finanças Un miracolo nelle é finanze quando você não vê mais nenhuma saída. è quando tu non vedi più nessuna uscita. Um milagre como vocês precisam de um prédio. Un miracolo come avete bisogno voi di un altro spazio. É quando não há nenhuma previsão, È quando non c'è nessuna previsione, mas Deus faz algo. ma Dio fa qualcosa. Essa é a definição clássica de milagre. Questa è la definizione classica di miracolo. Uma força maior Una forza maggiore é exercida è esercitata para que algo
que era impossível affinché qualcosa che era impossibile aconteça. succeda. Mas dito isso, Ma detto questo, que eu creio em milagres, perché io credo nei que miracoli, Deus interfere, che Dio interferisce, que Deus faz, che Dio fa, eu também preciso mostrar para vocês algo que esse texto mostra, que é um pouquinho diferente. io vi devo mostrare anche qualcosa che questo testo mostra che è un po' diverso. Por exemplo, Per esempio, se alguém aqui dessa comunidade, se qualcuno di questa comunità que vocês conheceram che voi avete conosciuto e que já faleceu, e che è già deceduto, se esta pessoa se questa persona entrasse por ali, entrasse per di là, per quella porta, primeiro não ficaria ninguém aqui. primo nessuno starebbe qui, Sairia todo mundo por aquela porta ali do fundo. tutti uscirebbero da quella porta dei fondi. Mas pensem comigo, Ma pensate con me, se vocês vissem este milagre, se vedeste questo miracolo, nós vimos alguém que morreu, abbiamo visto qualcuno che è morto, que ressuscitou. che è resuscitato. Imediatamente nós pensaríamos assim: Immediatamente penseremmo todos così. nós vamos ser transformados. Tutti noi saremmo trasformati. Mas essa é a verdade? Ma questa è la verità? Eu tenho certeza Io sono certo que você já viveu um milagre. che tu hai già vissuto un miracolo. Eu conheço muitas pessoas Conosco molte persone que experimentaram grandes milagres, che hanno sperimentato grandi miracoli, mas não se tornaram mais tementes a Deus por causa disso. ma non sono diventate più tementi a Dio per questo. Dura um pouco. Durano poco. A pessoa fica mais próxima de Deus um pouco. La persona è un po' più prossima a Dio un pochino, Mas depois a vida volta ao normal. ma dopo la vita torna alla normalità. E pouco a pouco, E da poco a poco o efeito daquele milagre l'effetto di quel miracolo vai sumindo da nossa mente. svanisce. Então, o primeiro princípio que eu preciso ensinar para você, Quindi il primo principio che devo insegnare a te, que milagre, somente o milagre, che solo il miracolo não necessariamente non necessariamente transforma nossas vidas. trasforma la nostra vita. Porque você sabia Perché sapevi que 344 mil pessoas che 344.000 persone não abriram os olhos essa manhã non hanno aperto gli occhi questa mattina. e nós estamos aqui. E noi siamo qua. Louvado seja Deus, Lodato sia Dio. estamos vivos. Siamo vivi. Ah, mas é porque eu sou saudável, Ah, ma è perché io sono sano? é porque eu sou jovem, È perché io sono giovane? é por isso ou por aquilo. È per questo o per quello? Não, No, foi um milagre. è stato un miracolo. Deus nos deu mais um dia de vida. Dio ci ha dato un altro giorno di vita. Ele nos permitiu estar vivos. Ci ha permesso di essere vivi. Então, as pessoas que vivem Quindi le persone che vivono, pautando, eu não sei se certas palavras eu estou tentando colocar, apoiando a sua vida appoggiando la tua vita, em milagres, e appoggiando la sua vita nei miracoli, são pessoas que têm uma fé pequena, sono persone che hanno una fede piccola, que têm uma fé circunstancial. che hanno una fede circostanziale. E eu explico. E lo spiego. Eu não sei aqui, Non so qui, mas na igreja aqui eu sou o pastor. ma nella chiesa dove io sono pastore, Tem pessoas que esperaram um milagre ci sono persone che hanno aspettato un miracolo e o milagre não aconteceu. e il miracolo non è avvenuto. Aquele milagre esperado. Quel miracolo che era aspettato. Onde estão essas pessoas hoje? Dove sono queste persone oggi? Não estão mais andando com Deus. Non camminano più con Dio, Não são mais tementes a Deus. non sono più tementi a Dio, Porque o que queriam perché quello che volevano era um milagre. era un miracolo. O milagre não aconteceu, Il miracolo non è avvenuto, esse Deus não serve. questo Dio non serve. Então, se a sua fé em Deus Quindi se la tua fede in Dio se apoia si appoggia somente no fato solo nel fatto de que Deus faz milagres, che Dio fa miracoli, nenhuma quantidade de milagres nessuna quantità di miracoli vai te aproximar de Deus, ti renderà più vicino a Dio, vai te fazer mais crentes. ti farà più credente. E é por uma razão muito simples. Ed è per un motivo molto semplice. Eu tenho uma descoloração na minha pele. Io ho una discolorazione nella mia pelle. Isso se chama vitiligo. Questo si chiama vitiligo.
Se Deus me curar, fizer um milagre, porque a medicina diz que não tem cura. Se Dio mi curerà perché la medicina dice che non esiste la cura. Se amanhã minha pele estiver toda de uma cor só, Se domani la mia pelle sarà tutta di un colore solo, eu continuo precisando de outros milagres. io continuo con la necessità di avere altri miracoli. Alguma outra coisa física, Qualche altra cosa fisica, no meu relacionamento com a minha esposa, nella mia relazione con mia moglie, nos meus filhos. con i miei figli. Entendem o que eu estou dizendo? Capite ciò di cui A sto nossa parlando? fé La nostra fede não pode estar baseada non può dipendere somente nos milagres. solamente dai miracoli. Os milagres são testemunhos da nossa fé. I miracoli sono le testimonianze della nostra fede. Mas se nada acontecer, Però se non succede niente, Deus continua sendo Deus. Dio continua ad essere Dio E Ele nos ama. e Lui ci ama. Entendem o que eu estou dizendo? Capite ciò che dico? Quero ensinar um outro princípio para vocês. Voglio insegnarvi un altro principio, Que milagres che i miracoli acontecem todo momento. succedono ad ogni momento, Mas nós só enxergamos os grandes. ma vediamo solo quelli grandi. Eu acabei de te dizer. Ho appena fatto un esempio. Milhares, centenas de milhares Centinaia di migliaia de pessoas não acordaram hoje. di persone non si sono svegliate oggi. Milhares de famílias Migliaia di famiglie estão chorando a perda de alguém que amavam. stanno piangendo perché hanno perso qualcuno che amavano. Pais perderam filhos. Padri hanno perso figli Pais perderam filhos e filhos perderam pai. e anche i figli hanno perso i genitori. Você está aqui. Tu sei qui, Talvez a sua família está aqui com você. forse la tua famiglia è qui con te, Mas se não estão aqui, estão vivos hoje. ma se non sono qui sono vivi Isso é um oggi. grande milagre. Questo è un grande miracolo. Respirar é um milagre. Respirare è un miracolo. Estar neste país é um milagre. Stare in questo paese è un miracolo. Você teve oportunidade Hai avuto opportunità de criar aqui uma comunidade. di creare qui una comunità. Isso é um milagre. Questo è un miracolo. Essa igreja é um milagre. Questa chiesa è un miracolo. As pessoas que se convertem aqui é um milagre. Le persone che si convertono qui sono un Nós miracolo. vamos comer daqui a pouco. Noi mangeremo tra poco. Isso é um milagre. Questo è un miracolo. Nós estamos vestidos. Siamo vestiti. Isso é um milagre. Questo è un miracolo. Você tem amigos. Hai amici. Isso é um milagre. Questo è un miracolo. Agradece a Deus os milagres de todos os dias. Ringrazia Dio i miracoli di tutti i Seja giorni. grato. Sia grato. O dinheiro que você tem, I soldi che tu hai, pouco ou muito, poco o tanto, é um milagre. è un miracolo. Porque a Bíblia diz Perché la Bibbia dice que não depende da força do braço. che non dipende dalla forza del nostro misericórdia braccio. de Deus. È la misericordia di Dio. É a misericórdia de È Deus. la misericordia di Dio. Então nós precisamos Quindi noi abbiamo bisogno entender di que a capire nossa vida che la nostra vita é um milagre. è un miracolo. Então hoje, Quindi oggi eu e você io e te já experimentamos vários milagres. abbiamo già sperimentato diversi E miracoli isso deve nos encher de alegria. e questo deve riempirci di allegria. A cor da minha pele Il colore della mia pelle não mudou, non è cambiato, mas eu recebi vários outros ma ho milagres. ricevuto tanti altri E miracoli você também. e anche te. Amém por isso? Amen? Glória a Deus. Veja, neste caso do texto, Guardate, in questo caso del testo aconteceu um grande milagre. è successo un grande miracolo. Era um paralítico Era un paralitico que não podia andar, che non poteva camminare, que não podia ir para o trabalho, che non poteva andare a lavoro, que dependia dos outros carregarem. che dipendeva dagli altri per portarlo. Foi um grande milagre. È stato un grande miracolo. Mas e no meu caso? Ma nel mio caso E no seu caso? e nel tuo caso, Ninguém te carregou para cá. nessuno ti ha portato qui, Ninguém vai te carregar amanhã para o trabalho. nessuno ti porterà domani a lavoro, Você não precisa ficar sentado na estação de trem non hai bisogno di stare seduto alla stazione del treno esperando alguém te dar uma moeda. aspettando che qualcuno ti dia una moneta. Você pode se levantar, Ti puoi alzare, você pode se locomover, ti puoi muovere, você pode trabalhar. puoi lavorare. E tudo isso são milagres que Deus realiza na nossa vida todos os dias. E tutti questi sono miracoli che Dio realizza nella nostra vita tutti i giorni. Então eu queria fazer algo agora. Quindi volevo fare qualcosa adesso. Feche os seus olhos. Chiudi i tuoi occhi, Um minuto. Um minuto. Não olhem para mim. Feche os seus non olhos. guardatemi. Põe a mão no seu coração. Poni le mani nel tuo cuore
e diga para Deus: e di a Dio: obrigado, Senhor. grazie Signore. Pense em alguma coisa da sua vida. Pensa in qualcosa della tua vita. Obrigado por esse milagre. Grazie per questo miracolo. Obrigado por esse milagre. Grazie per questo miracolo. Me dê um coração grato, Senhor. Dammi un cuore grato, Signore. Não me permita viver Non permettermi di vivere sem perceber senza percepire todos os milagres que me cercam, tutti i miracoli che ho attorno, que acontecem na minha vida che succedono nella mia vita, a todo momento. ad ogni momento. Agora eu quero dizer para o Senhor: Adesso voglio dire al Signore: obrigado. grazie. Louvado seja o teu santo nome. Lodato sia il tuo santo Alleluia. nome. Alleluia. Obrigado. Grazie. Terceiro princípio. Estão me acompanhando até agora? Mi seguite? Então vou lembrar vocês. Quindi vi ricordo, Não podemos imaginar non possiamo immaginare que milagres che i miracoli irão necessariamente saranno necessariamente transformar a nossa vida. trasformeranno la nostra vita. Segundo, 2. que milagres acontecem miracoli todo o tempo. succedono ad ogni momento. Precisamos abrir os nossos olhos Dobbiamo aprire i nostri occhi e ter um coração sensível para perceber. e avere un cuore sensibile per percepire. Então hoje, quando você sair daqui Quindi oggi, quando esci da qui e for almoçar, e quando andrai a mangiare, que você olhar para aquela comida, quando guarderai quel cibo, é um milagre. è un miracolo. O pastor Elias trabalha em regiões Il pastore Elias lavora in regioni que as pessoas não têm o que comer. dove le persone non hanno ciò di cui mangiare. E não é que não tem o que comer naquele dia. E non è non avere qualcosa da mangiare quel giorno, Não sabe quando terá. non sapere quando avranno da mangiare. Você, ao olhar para o seu prato hoje, Quando guarderai il tuo piatto oggi, você precisa mudar a sua oração. devi cambiare la tua preghiera, Porque o cristão perché il cristiano faz uma oração para comer fa una preghiera per mangiare como se fosse uma obrigação. come se fosse necessario. Precisamos comer. Dobbiamo mangiare. É mais ou menos assim. A igreja vai ter um almoço aqui. La chiesa avrà un pranzo qui, Todo mundo está com fome. tutti hanno fame Aí alguém diz assim: ora logo para a gente poder comer. e prega subito così mangiamo. Ora logo para a gente poder comer. Prega subito così possiamo mangiare. Essa oração Questa preghiera não contempla non contempla a admiração l'ammirazione pela comida que nós temos diante de nós. per il cibo che abbiamo davanti a noi. É um milagre, queridos. È un milagre, cari. Quando vivemos na perspectiva de que tudo é um milagre, Quando viviamo nella prospettiva che tutto è un o miracolo, nosso coração é grato. il nostro cuore è grato. É um milagre vocês terem esse ambiente. È un miracolo che avete questo spazio. Mas quando não percebemos assim, Ma quando non percepiamo così, vivemos sempre com um sentimento de falta, viviamo sempre con un sentimento che ci manca de qualcosa, carência, di una carenza, admirando o que tem melhor do que a gente. ammirando quello che ha qualcosa Mas di meglio di isso noi. é um milagre. Ma questo è un miracolo. Terceiro princípio. Terzo principio. Eu disse que a definição de milagre Ho detto che la definizione di miracolo é a manifestação è la manifestazione do poder de uma divindade del potere di una divinità sobre aqueles que têm limitações. su quelli che hanno delle limitazioni. Mas eu quero te ensinar uma coisa que é a seguinte: Ma voglio insegnarti qualcosa. há milagres Ci sono miracoli que são construídos che sono costruiti com a nossa participação con la nostra partecipazione e com o pouco que nós temos. e con il poco che abbiamo. Olha o texto. Guardate il testo. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca. Alcuni uomini arrivarono con un paralitico su un lettino. A casa estava superlotada. La casa era piena di gente. Não tinha como entrar. Non c'era modo di entrare. Jesus estava ensinando. Gesù stava insegnando. Aqueles homens sabiam Quegli uomini sapevano que se chegassem com um paralítico perto de Jesus, che se arrivavano con un paralitico vicino a Gesù, um milagre ia acontecer. un miracolo sarebbe successo. Mas eles chegaram, a casa estava superlotada. Ma quando sono arrivati la casa era piena di gente. O que eles deveriam ter feito? Cosa avrebbero dovuto fare? Imaginem, Immaginate, 5, 4 amigos carregando um homem 5 o 4 amici portando un uomo paralítico.
paralitico, olharam para a casa. hanno guardato la casa, Não havia espaço. non c'era spazio. Pessoas do lado de dentro, Persone dentro, pessoas de fora, persone fuori, olharam para o paralítico hanno guardato il paralitico e disseram assim: e hanno detto così: vamos embora, andiamo via, vamos voltar para casa. torniamo a casa. Não foi um bom dia que escolhemos. Non abbiamo scelto un buon giorno. Não tem como entrar com você lá. Non c'è modo di entrare con te lì. Agora imaginem comigo, Adesso immaginate con me, se eles tivessem voltado para casa, se fossero tornati a casa, nós estaríamos lendo esse texto hoje? noi staremmo a leggere questo Staríamos? testo oggi. Se eles tivessem olhado para a circunstância Se avessero guardato la e circostanza dissessem assim: e dicessero così: é impossível, è impossibile, precisamos de um milagre. abbiamo bisogno di un miracolo, Não é nem para curar você, non è neanche per curarti, precisamos de um milagre para chegar lá. abbiamo bisogno di un miracolo per arrivare di là E um outro milagre que é para te curar. e un altro miracolo che è per curarti. Vamos voltar para casa? Torniamo a casa. Esse texto existiria. Questo testo esisterebbe? Vocês estão me acompanhando? Mi seguite? Imaginem o que eu quero dizer já. State immaginando ciò cosa voglio dire? Milagre Miracolo, de fazer o paralítico levantar. il miracolo di fare il paralitico alzarsi, Só Deus. solo Dio, Mas Deus em Jesus Cristo ma Dio in Gesù Cristo teria levantado aquele paralítico avrebbe alzato quel paralitico se eles tivessem voltado da porta? se fossero tornati dalla porta? Respondam para mim, teriam? Rispondetemi. Então, eu e você Quindi io e te podemos possiamo ser participantes essere partecipanti na realização de milagres, nella realizzazione di miracoli, que a parte impossível será feita por Deus, perché la parte impossibile sarà fatta da Dio, mas que sem a nossa participação, ma senza la nostra partecipazione talvez não acontecerá. forse non succederebbe. Veja o que eu estou te dizendo, E guarda cosa ti dico. que de uma maneira que nós não entendemos, Di modo che noi non capiamo, Deus escolhe Dio sceglie fazer milagres fare miracoli usando a nossa participação. usando la nostra partecipazione. Jesus sendo Deus, Gesù, Dio, lá de dentro, da là dentro, ele podia dizer: poteva dire: tem um paralítico lá fora com 4 amigos c'è un paralitico fuori con 4 amici que não consegue entrar aqui nessa casa. che non riesce ad entrare in questa casa. Então eu vou curá-lo daqui. Fique curado, paralítico. Quindi lo curerò da qui. Sii curato, paralitico. Jesus poderia fazer assim? Poteva fare così Gesù. Ele é Deus. Lui è Dio. Não tem limite para o seu poder. Non ha limite ai suoi poteri. Por que que Jesus não fez isso? Perché Gesù non ha fatto questo? Nós só vamos entender isso na eternidade. Capiremo questo solo all'eternità. Um outro exemplo. Un altro esempio. Jesus perdeu um amigo, Gesù ha perso un amico, alguém que ele amava. qualcuno che amava. A irmã deste amigo, La sorella di questo amico, desesperada, disperata, quando Jesus veio, quando Gesù è venuto, ela disse assim: não tem mais jeito. lei disse: non c'è più modo, Ele já está morto há 3, 4 dias. è già morto a 3-4 giorni. Jesus consola ela. Gesù la consola. Agora, parem, Adesso fermiamoci, pense. pensiamo. Jesus ia ressuscitar Lázaro? Gesù avrebbe resuscitato Lazzaro? Sim. Sì. Por que que ele mandou aqueles homens tirarem a pedra? Perché ha detto a quegli uomini di togliere la pietra? Se vai ressuscitar Lázaro, Se resusciterà Lazzaro, que já está com mau cheiro, che ormai puzza, o que é tirar uma pedra? cos'è togliere la pietra? Para que mandar alguém tirar a pedra se você vai fazer a parte mais difícil, Jesus? Perché chiedere a qualcuno di togliere la pietra se tu fai la parte più difficile? Na eternidade, Nell'eternità nós vamos entender isso. capiremo questo, Que Deus, podendo tudo, che Dio, potendo fare tutto, Ele não depende de mim, non dipende da Ele me, não depende de você, non dipende da te, mas por alguma razão, ma per un qualche motivo Ele escolheu Lui ha scelto que algumas coisas che alcune cose Ele vai fazer Lui farà
a partir de nós. da noi. Vocês entenderam? Avete capito? Não sei se com a tradução vocês me entendem. Non so se con la traduzione riuscite a capirmi. Então eu quero dizer para você, Quindi voglio dire a para te, você, para a A te. senhora, a lei, para cada um de vocês, ad ognuno di voi. que vocês podem realizar milagres. Voi potete realizzare miracoli. Vocês podem realizar milagres. Voi potete realizzare miracoli. Eu não estou dizendo Io non sto dicendo que se nós temos aqui um paralítico, che se abbiamo qui un paralitico, você pode tu puoi necessariamente vir aqui e mandar aquele paralítico levantar. venire qua e dire a quel paralitico di alzarsi. Eu creio que sim, Io credo di sì, mas não é isso que eu estou dizendo. ma non è questo che sto dicendo. Eu estou dizendo que há milagres Dico che ci sono miracoli que Deus disse, che Dio dice, eu vou fazer por causa dele. io lo farò a causa di Lui. E esse aqui é um exemplo. E questo è un esempio. Se eles tivessem voltado da porta, Se fossero tornati indietro dalla porta, não teria milagres. non ci sarebbero miracoli. Pensem comigo aqui, eu vou chamar aqui de nossa igreja, como se eu também fosse daqui. Io chiamerò questa come nostra chiesa, come se anch'io facessi parte di qua. Aqui na nossa igreja, Qui nella nostra chiesa nós temos 2 casais abbiamo 2 coppie que quase estão se separando. che si stanno quasi separando. Não tem não, eu estou inventando, tá? Eu Non tô vendo ci- vocês, non ci sono, li sto vocês estão inventando. olhando um para o outro, de certo, e perguntando quem é o casal. Vi state guardando, magari vi state chiedendo Só chi una sono le storia. coppie. Só una Lo sto storia. inventando. Aí quem conhece esses casais, Chi conosce queste coppie oram por um milagre. e pregano per un miracolo. Qual milagre? Qual è il miracolo? Não acabar o casamento. Che non ci sia fine al matrimonio. Ok? Concordam comigo? Ok? Mas e se o milagre Ma se il miracolo for este que eu vou citar agora? sarà questo che dico adesso. Vocês são casados? Siete sposati? Esse casal Questa coppia que vive bem, che vive bene, tem as lutas de todo casal, ha le battaglie di ogni coppia, mas se amam, ma si amano, são sinceros, sono sinceri, olha um para o outro guardano l'un l'altro e diz assim: meu bem, e dicono così, amore mio, aquele casal que está quase se separando, quella coppia che si sta quasi separando, vamos cuidar deles? ci prendiamo cura di loro? E vão lá na casa desse casal, E vanno alla casa di questa coppia, batem na porta, bussano alla porta, senta com esse casal, si siedono con questa coppia, ora com eles, prega con loro, ouve, li ascolta, tenta ajudar, cerca di aiutarli conversa com o homem, e parla con il marito, conversa com a esposa. parla con la moglie. Depois de alguns meses, Dopo qualche mese o casamento está bom. il matrimonio è di E nuovo os outros dizem buono. assim: E gli altri dicono, Deus fez um milagre. Dio ha fatto un miracolo. Deus fez um milagre, sim. Dio ha fatto un miracolo, sì, Mas com este casal que se dispôs. ma con questa coppia che si è resa disponibile. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mi capite? Tem um jovenzinho aqui na igreja C'è un giovane qua in chiesa que está sendo atraído pelas drogas. che ha le droghe che lo attraggono E a gente ora pelo milagre da libertação. e noi preghiamo per il miracolo della liberazione. Mas por que não tentamos nós Ma perché non cerchiamo noi ser o milagre da libertação? essere il miracolo della liberazione? Cuidar desse jovem, Prenderci cura di questo giovane, ser amigo dele, essere amici di questo sentar giovane, com ele, sederci con lui, gastar tempo, spendere tempo, ajudar num tratamento médico, se for o caso. aiutare con un trattamento medico se necessario. Meus irmãos, o que eu estou tentando dizer Fratelli, ciò che cerco di dire é que nós podemos è che noi possiamo realizar muitos milagres realizzare molti miracoli a partir do momento dal momento que nós entendemos che noi capiamo que Cristo está em nós che Cristo è in noi para realizar esses per milagres. realizzare questi miracoli. Você levar uma comida Te che porti cibo para alguém que está desempregado e não tem o que comer. a qualcuno che al momento non ha lavoro e non ha cibo. Você já imaginou
Hai già immaginato que essa pessoa estava orando por um milagre che questa persona stava pregando per un miracolo e que o milagre veio através das suas mãos, e che il miracolo è venuto attraverso le tue mani? que o milagre veio através daquela compra do Che supermercado, il miracolo è venuto tramite quella spesa, da comida que você fez. del cibo che tu hai preparato? Nós não vemos mais milagres Non vediamo più miracoli porque nós cremos intelectualmente, perché noi crediamo intellettualmente, mas nós não cremos que o milagre pode se materializar por nossa causa. ma non crediamo che il miracolo si può materializzare a causa nostra. Porque aquilo que está fora das nossas mãos, Perché quello che è fuori dalle nostre mani, só Deus pode fazer. solo Dio può fare. Mas aquilo que está nas nossas mãos Ma quello che è nelle nostre mani é omissão è omissione se nós não fizermos. se non lo facciamo. Entendem? Mi capite? Até aqui vocês estão me entendendo? Fin Estou qua mi conseguindo capite? comunicar com vocês? Riesco a comunicare con Então voi. eu quero ensinar mais um último princípio. Quindi voglio insegnarvi un ultimo principio. Diante das aparentes dificuldades da nossa vida, Davanti alle apparenti difficoltà delle nostre vite, o que Cristo nos desafia ciò che Cristo ci sfida é a um passo de fé. è ad un passo di fede. Vou repetir. Lo ripeterò. Diante das dificuldades da nossa vida, Davanti alle difficoltà delle nostre vite, somos desafiados siamo sfidati a dar um passo a dare un passo de fé. di fede. Queridos, vejam, Cari, guardate, nós lemos o texto. noi abbiamo letto il testo. 4 amigos vieram carregando um paralítico. 4 amici hanno portato il paralitico. A casa estava cheia. La casa era piena. Desceram o paralítico pelo teto. Lo hanno sceso dal tetto. Para tudo. Fermate tutto. Imagina uma casa aqui na Itália. Immaginate una casa qui in Italia, Não um apartamento, non un appartamento. uma casa. Una casa. Chegamos. Arriviamo, Não tem como entrar na casa. non c'è modo di entrare nella casa. Como é que nós vamos subir no telhado? Alguém já pensou isso? Come saliremo sul tetto? Qualcuno l'ha già pensato? De onde veio aquela escada? Da dove è venuta quella scala? Além da escada, Oltre alla scala, a dificuldade de subir com um homem numa cama. la difficoltà di salire con un uomo su una macca. Porque agora temos um paralítico. Perché adesso abbiamo un paralitico. Mas se ele cai do telhado, nós temos um morto. Ma se cade dal tetto abbiamo un morto. Subir esse paralítico para o telhado. E far salire questo paralitico sul tetto. Agora imagina que você é o dono da casa. Adesso immagina di essere il proprietario della casa. Tem 4 homens estranhos Ci sono 4 e estranei um paralítico e un paralitico em cima do seu telhado, sopra il tuo tetto, desmanchando a sua casa, distruggendo il tetto, porque tiveram que abrir um buraco. perché hanno dovuto fare un buco. Vocês já pararam para pensar isso? Avete già pensato a questo? Nós emendamos as histórias assim, Noi colleghiamo le storie così, não pensamos nos detalhes. non pensiamo nei dettagli. Não foi assim, passe de mágica. Non è stata una magia. Paralítico, telhado. E paralitico, Não. tetto. No. E eu gosto de pensar a Bíblia de forma lúdica. E tem essa palavra em italiano? Lúdica. De forma Mi lúdica. piace pensare alla Bibbia di forma ludica. Porque somos humanos em qualquer período da história. Perché siamo umani in ogni periodo della storia. Tem 4 homens subindo um paralítico. Ci sono 4 uomini che fanno un paralitico Eu salire. tenho certeza absoluta Sono certo que tinha pelo menos um che c'era almeno uno, que estava lá dizendo assim: não vai dar certo. che c'era uno che diceva non funzionerà, O paralítico vai cair. il paralitico cadrà, Vocês vão matar esse cara. ucciderete questo uomo, Verdade? vero? Então, imaginem Quindi immaginate aqueles 4 amigos quei 4 amici correndo o risco correndo il rischio do dono da casa brigar com eles. di ricevere una strigliata dal proprietario, E eu acho que entre eles, e penso che anche fra di loro, eles também pensaram: anche loro pensavano, se esse paralítico cai, se questo paralitico cade, nós estamos perdidos. siamo persi. Então, diante das dificuldades da vida, Quindi davanti alle difficoltà della vita tem que dar um passo de fé. deve esserci un passo di fede. Tinha algo que era maior do que o medo.
C'era qualcosa che era più grande della paura. Tinha algo que era maior do que a vergonha. C'era qualcosa che era più grande della vergogna. Tinha algo que era maior do que o medo do dono da casa. C'era qualcosa che era più grande della paura del proprietario. Era a crença Era il credere que se aquele paralítico chegasse diante de Jesus, che se quel paralitico arrivasse davanti ia a ser Gesù curato. sarebbe stato curato. entendem o que eu quero dizer, queridos? Capite ciò cosa che voglio dire? Então, diante dos desafios da sua vida, Quindi davanti alle sfide della tua vita, Deus te chama para um passo de fé. Dio ti chiama ad un passo di fede. Pensando aqui no prédio de vocês, Pensando qui al vostro spazio, eu vou contar para vocês uma história do prédio da nossa igreja. racconterò a voi la storia del nostro spazio, della nostra chiesa. Nós estávamos em um prédio da cidade, Noi eravamo in un altro spazio della città que assim como vocês, nós tínhamos que sair. e anche come voi, anche noi siamo dovuti uscire. Diferença de vocês para mim, La differenza fra voi e me, a igreja tinha apenas um ano, la chiesa aveva solo un anno, pouquíssimas pessoas pochissime persone e nenhum dinheiro. e neanche un soldo. E eu dirigia pela cidade E io guidavo per la città e falava assim: Deus, preciso de um milagre. e dicevo così: Dio, ho bisogno di un miracolo. Mas vocês estão vendo o que eu disse? Ma avete percepito ciò che ho detto? Eu dirigia pela cidade Io guidavo per la città pedindo um milagre. chiedendo un miracolo. Um dia, dirigindo, Un giorno guidando eu ouvi uma voz: ho sentito una voce: pare naquele prédio. fermati in quell'edificio, Um prédio enorme, un edificio enorme, histórico, storico, 130 anos de construído. 130 anni di A costruzione, maior catedral da região. la più grande cattedrale della regione. E aí eu disse para a voz: E quindi ho detto alla voce: por que eu vou parar lá? perché mi fermo lì? E a voz falava: para lá. E la voce diceva: fermati lì. E eu dizia: essa igreja é muito grande. E io dicevo: questa chiesa è troppo grande, Para lá. fermati lì. Eu dizia: nós não temos dinheiro. E io dicevo: non abbiamo soldi, Eles têm muito, não precisam de nada. loro hanno tanto, non hanno bisogno di niente. E a voz dizia: para lá. E la voce diceva: fermati lì. Eu entrei num estacionamento. Sono entrato nel O parcheggio, pastor Elias conhece muito bem lá. il pastore Elias conosce molto bene lì. Tinha um senhor C'era un signore de mais ou menos 80 anos de idade. di più o meno 80 anni di età, Era época de muita neve era un periodo di molta neve e ele estava quebrando o gelo e stava rompendo il ghiaccio para que a água pudesse sair quando descongelasse. affinché l'acqua potesse uscire quando si sarebbe scongelato. Eu parei o carro Ho fermato la macchina e perguntei a ele e gli ho chiesto se ele conhecia alguém daquela igreja. se conosceva qualcuno di quella chiesa Ele disse que sim, ele era de lá. e lui ha detto sì, che era di lì. E aí eu disse para ele que nós éramos um grupo bem pequeno, E quindi gli ho detto che noi eravamo un gruppo molto piccolo, que tinha que sair da igreja que estávamos che doveva uscire dalla chiesa in cui eravamo e eu precisava de um lugar para me reunir. e che avevo bisogno di un luogo per riunirmi. Aí ele me disse assim: E lui mi disse così: agora, vocês precisam ser lúdicos também, tá? adesso anche voi dovete essere ludici. Imagina a cena. Immaginate la scena. Estão vendo a neve? Conseguem ver a neve? Vedete la neve, Nós dois lá de fora assim, ó, com noi frio. due che con freddo. Quando eu perguntei ele sobre o aluguel, Quando gli ho chiesto sull'affitto, ele me perguntou assim: lui mi ha chiesto così: quem te disse? chi te l'ha detto? Aí eu perguntei para ele: E quindi gli ho chiesto: quem me disse o quê? chi mi ha detto cosa? Porque eu não sabia o que ele Perché io non sapevo ciò che lui estava me perguntando mi stava chiedendo, de quem havia me dito. di chi me l'aveva detto. E aí eu perguntei para ele: quem me disse o quê? Chi mi ha detto cosa? Que nós queremos alugar esse prédio. Che noi vogliamo affittare questo spazio. Aí eu falei: ninguém. Nessuno. Aí ele falou: então como que você sabe? E lui ha detto: come lo sai? E eu perguntei: como que eu sei o quê? E io gli ho chiesto: ma io come so cosa? Que teve uma reunião aqui ontem, isso era segunda-feira. Que Teve uma reunião ontem, no domingo, Che c'è stata una riunione ieri, questo era lunedì, quindi la domenica, onde a nossa igreja dove la nostra chiesa decidiu ha deciso que nós iríamos alugar esse prédio. che noi avremmo affittato quell'edificio. Vocês entenderam? Avete capito? No domingo,
Nella domenica aconteceu na igreja, è successo nella chiesa que eu nunca tinha entrado nela, dove io non ero mai entrato, não conhecia ninguém dela. non conoscevo nessuno, Uma reunião, una riunione porque eles tinham pouco dinheiro perché loro avevano pochi soldi e o prédio era muito grande. e l'edificio era troppo grande E eles eram menores do que eu e loro na erano quantidade de pessoas. nella quantità di persone più piccoli di me Então eles precisavam de ajuda financeira para pagar o prédio. e quindi avevano bisogno di un aiuto economico per pagare l'edificio. E aí num culto como esse, E quindi in una riunione come questa eles decidiram, hanno deciso: vamos alugar o prédio? affittiamo l'edificio Domingo às 10 da manhã. domenica alle 10 del mattino, Segunda-feira, lunedì 11 horas da manhã, alle 11 del mattino. eu estou conversando com esse homem, Io stavo parlando con quest'uomo que parecia uma conversa de loucos. che sembrava una conversazione di matti, Porque ele me perguntava quem tinha me falado, perché lui mi chiedeva chi mi aveva detto e eu perguntava a ele falado o quê, porque eu não tinha ideia. e io gli chiedevo ho detto cosa perché non ne avevo idea. Aquele prédio hoje Quell'edificio oggi é nosso, è nostro, é nosso. è nostro, Ele não é alugado, non è affittato, ele é nosso. è nostro. E hoje tem uma E igreja, oggi c'è una chiesa com 1.200 pessoas lá. e oggi c'è una chiesa con 1200 persone là. O prédio é nosso. L'edificio è nostro. Diante das dificuldades da sua vida, Davanti alle difficoltà della tua vita, o que Deus requer de você é dar um passo de fé. ciò che Dio ti chiede è un passo di fede. Diante da dificuldade dessa igreja, Davanti alle difficoltà di questa chiesa, dá um passo de fé. dai un passo di fede. E eu não estou falando de dinheiro. E non sto parlando di soldi. Tem um momento que vocês vão ter que pôr dinheiro juntos para comprar alguma coisa, isso é fato. Ci sarà un momento in cui dovrete mettere dei soldi insieme per comprare qualcosa. Questo è un Mas fatto. saia daqui hoje Ma esci da qua oggi crendo credendo que Deus pode usar você che Dio può usare te para encontrar o próximo prédio dessa igreja. per incontrare il prossimo Non tem edificio che di essere questa un pastore. chiesa. Non deve essere il Não tem pastore, que ser os líderes. non devono essere i leader, Pode ser você. puoi essere tu. Porque quando eu comecei a falar com vocês, Perché quando io ho cominciato a parlare con voi, e eu vou fazer um parêntese aqui para explicar, apro una parentesi per spiegare, eu trabalho com finanças, io lavoro con finanze, ajudando pessoas e igrejas e famílias. aiutando persone, chiese e famiglie, E eu digo sempre nos meus cursos, e dico sempre nei miei corsi: me respondam, quanto tempo rispondetemi quanto tempo Deus precisa Dio ha bisogno para mudar o rumo de uma vida? per cambiare la rotta di una vita. Quanto tempo? Quanto tempo? Quando eu estou falando de dinheiro Quando sto parlando di soldi e as pessoas olham para o que tem, e le persone guardano ciò che hanno, falam muitos anos. dicono molti anni. No, Um segundo. un secondo. Não é que Deus vai mandar cair dinheiro do céu no seu colo. Non è che Dio farà piovere soldi su di te, Mas você já parou para pensar ma hai già pensato que você pode ir num café che puoi in un bar e do seu lado tomando café e in questo bar a fianco a te chi beve un caffè pode estar uma pessoa può esserci una persona multimilionária multimilionaria que numa conversa che in una conversazione muda o curso da sua vida? cambia il corso della tua vita? Vocês não estão acreditando. Non mi state E credendo. esse é o problema. E questo è il problema. Você que está solteiro ou solteira Tu che sei single e olha para você e ti guardi e diz assim: eu estou envelhecendo, e dici così, sto eu invecchiando, não tenho um companheiro ou uma companheira, non ho un ragazzo o una ragazza, vai demorar muito tempo. ci sarà tanto tempo ancora. Você já parou para pensar Ti sei già fermato a pensare que no sinaleiro che al semaforo pode parar um carro do seu lado si può fermare una macchina a fianco a te e alguém olhar e qualcuno che guarda, e se apaixonar por você? ti guarda e si innamora di te? Você também não crê. Neanche tu ci credi. Mas a vida tá cheia de exemplos assim. Ma la vita è piena di esempi così. Como é que o prédio foi nosso se nós não tínhamos dinheiro? Com'è che l'edificio è diventato nostro se non avevamo soldi? 25 anos atrás, 25 anni fa, 4 milhões de dólares 4 milioni di dollari era o valor do prédio. era il prezzo
dell'edificio. Eu fui conversar com a pessoa responsável Sono andato a parlare con il responsabile e ela disse assim: e ha detto così: nós temos que vender esse prédio. dobbiamo vendere questo edificio. Ou você compra, O lo compri tu ou outra pessoa vai comprar e transformar isso aqui em alguma outra coisa. o un'altra persona lo comprerà e lo trasformerà in un'altra cosa. Quantas pessoas nós éramos que eu disse para vocês? Quantos? Quante persone erano che vi ho detto? 50, 50, talvez menos. forse meno. Dinheiro. Soldi? Eu Niente. não tinha salário. Io non avevo uno stipendio. Sabe o que eu fazia para sobreviver? Sapete cosa facevo per sopravvivere? Nos Estados Unidos tem, todo país deve ter isso. Negli Stati Uniti, É o que no Brasil se chama de empregada doméstica. negli Stati Uniti esiste, penso anche in altri paesi, è ciò che si chiama domestica. Eu era um doméstico. Io ero un domestico. Lavava banheiros, Lavavo i bagni, arrumava a casa. sistemavo la Eu e a casa. minha esposa. Io e mia moglie. Nós não tínhamos dinheiro e a mulher está falando para mim. Eu falei, quanto é o prédio? Ela disse 4 milhões. Non avevamo soldi e la donna mi diceva il prezzo è 4 milioni. Eu achei que ela estava rindo da minha cara. Io pensavo scherzasse con me. Sabe o que foi a próxima frase? Sai qual è stata la prossima frase? Eu falei, queremos. E ho detto sì, lo vogliamo. E ela me disse, E lei mi dice: vocês têm dinheiro? avete soldi? Eu disse, não. Ho detto no. Ela falou, como é que vocês vão comprar? E lei ha detto: come lo comprerete? E eu disse para ela, eu preciso que vocês nos deem dinheiro para a gente comprar o prédio de vocês. E le ho detto: ho bisogno che voi mi date soldi affinché noi compriamo il vostro edificio. E eles nos deram $600.000, E loro ci hanno dato $600.000, além de abaixar o valor do prédio em 1.200.000, oltre che abbassare il prezzo di 1.200.000 para nós comprarmos o prédio dele. affinché noi lo comprassimo. Quanto tempo demorou? Quanto tempo ci ha messo? Não, quanto tempo demorou? Quanto tempo ci abbiamo messo? Uma conversa de 5 minutos. Una conversazione di 5 minuti. Você pode dizer, você exagerou, você disse 1 segundo. Tu puoi dire: tu hai esagerato, hai detto un secondo. 5 minutos. 5 minuti. Ela não me disse na hora que daria para nós. Non mi ha detto lì nel momento che ci Ela avrebbe falou dato: assim, você é louco. sei pazzo, mi disse. Você quer um desconto de 1.200.000 E ha detto: tu vuoi uno sconto di 1.200.000 e ainda quer que nós te demos dinheiro para você poder comprar o nosso prédio? e vuoi anche che ti diamo dei soldi affinché tu compri il nostro edificio? E eu disse sim, E le ho detto sì, não tem outro jeito. non c'è un altro modo. Ela foi embora, Lei è andata via, me ligou 2 dias depois mi ha chiamato 2 giorni dopo e disse assim, eu não sei como, e ha detto: io non so come o Board of Directors, a diretoria, la direzione deu. li ha dati. Irmãos, tem muitos milagres para acontecer. Fratelli, ci sono molti miracoli da Muitos deles Deus succedere. vai ter que fazer. Tanti di quelli Dio li farà. Estamos orando pela vida da nossa irmã Mariana, amém? Stiamo pregando Eu per la me vita della comprometi a orar nostra por sorella ela Mariana, com a amen. nossa igreja. Io ho promesso pregare per lei con la nostra chiesa. O que está lá dentro, Cosa c'è lì dentro? precisamos de um milagre. Abbiamo bisogno di un A miracolo. mão de Deus tem que ir lá e La mano di Dio deve andare tirar o lì que estiver, amém? e togliere ciò che c'è al Mas do momento. lado de fora, Ma da fuori o milagre é nosso. il miracolo è nostro. Nossa igreja aqui precisa de milagres. La nostra chiesa ha bisogno di miracoli E precisa da minha mão e da sua. e ha bisogno della mia mano e della tua. O problema não é Deus fazer milagres. Il problema non è Dio che fa miracoli. O problema é você dizer, Il problema è che tu dici: eu quero ser um realizador de milagres. io voglio essere un realizzatore di miracoli. Eu quero ser um realizador de milagres. Io voglio essere un realizzatore di miracoli. Sabem por que eu faço o que eu faço? Sapete perché faccio ciò che faccio? Eu paguei minha passagem de avião para vir aqui. Io ho pagato il mio biglietto d'aereo per venire qua. Eu paguei o meu hotel. Io ho pagato il mio hotel. Eu pago a minha comida. Io pago il mio cibo. A não ser que um amigo vá me levar para almoçar ou para jantar, eu pago. Tranne che se un amico mi porta a pranzare o a cenare, però se no pago io. Porque eu sei, Perché io so, não depende de mim. non dipende da me, O milagre é dele. il miracolo è suo, Mas eu sei que eu posso ouvir daqui a alguns anos.
ma so che fra qualche anno posso sentire que essa igreja está grande, che questa chiesa è que grande, ela está forte, che è que forte, ela está num prédio novo. che è in un nuovo edificio. O que eu estou fazendo Ciò che sto facendo é tentar ser um realizador de milagre, è cercare di essere un realizzatore di miracoli, vindo aqui venendo qua e trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. e portando una parola di Dio per la tua vita. Eu não posso crer por você. Io non posso credere per te. Você precisa crer. Tu devi credere. E vocês E voi precisam se levantar dovete alzarvi como igreja come chiesa e dizer: Senhor, e dire: Signore, grandes milagres vão acontecer aqui no nosso grandi meio. miracoli avverranno. Grandes milagres, porque Grandi os outros nós miracoli já estamos avverranno. vendo todos os dias. Perché gli Você altri li fica de stiamo pé già comigo, vedendo por favor, na presença do quotidianamente. Senhor. Feche os seus olhos. Eu não quero pedir você para pedir milagres para você. Chiudi i tuoi occhi e non voglio che tu chieda dei miracoli per te. Deus sabe do que você precisa. Dio sa di ciò che tu hai bisogno. Mas eu quero que você peça que Deus realize milagres através de você. Ma voglio che tu chieda che Dio realizzi miracoli attraverso la tua vita. O milagre de abraçar quem está sozinho. Il miracolo di abbracciare chi è solo. O milagre de visitar quem está doente. Il miracolo di visitare chi è malato. O milagre de doar para quem precisa. Il miracolo di donare chi ha bisogno. O milagre de repartir o pouco que você tem. Il miracolo di dividere il poco che hai. O milagre de ver nessa cidade Il miracolo di vedere in questa città local que será de vocês. un locale che sarà vostro. Realizador de milagres. Un realizzatore di miracoli. Peça ao Senhor agora: Deus, faz de mim Chiedi al Signore adesso: Dio, fai di me realizador de milagres. un realizzatore di Me miracoli. dá alegria Dammi allegria de saber di sapere que o Senhor usou a nossa vida che il Signore ha usato la nostra para vita realizar muitos e grandes milagres. per realizzare molti e tanti miracoli. Louvado seja o teu nome. Lodato sia il tuo nome. Louvado seja o teu nome. Lodato sia il tuo nome. Ainda com a mão no seu coração. Ancora con la mano sul tuo Ore cuore. assim: Senhor, tira de mim Prega così: Signore, todo togli da me egoismo. ogni egoismo, todo viver uma vida que seja só minha, tutto il vivere una vita che sia solo mia, toda a avareza. tutta l'avarezza. Senhor, eu quero ter um coração que ama, Voglio avere un cuore che ama, porque o amor é um milagre. perché l'amore è un miracolo. E esse milagre cura muitas E enfermidades, questo miracolo cura molte infermità, cura muitas vidas. cura molte vite. Louvado seja o teu nome. Lodato sia il tuo nome. Pai, eu abençoo essa igreja Padre, io benedico questa chiesa e eu peço ao Senhor e chiedo al Signore que o Senhor me permita ouvir ainda che il Signore mi permetta ancora di os sentire milagres que eles experimentaram. i miracoli che loro sperimenteranno. Eu oro por um novo lugar. Prego per un nuovo posto. Eu oro pela saúde da nossa irmã Mariana, Prego per la salute della nostra sorella Mariana, pelos que estão enfermos aqui, per quelli che sono malati qui, por saúde emocional, per salute emotiva, por vitória financeira, per vittorie economiche, por vitórias na família. per vittorie nella famiglia. Eu oro no poder que há no nome de Jesus. Prego nel potere che esiste nel E eu, nome di Gesù. e eu creio, Senhor, E credo, Signore, que nós vamos ver muitos milagres che vedremo molti miracoli para a honra e para a glória do Senhor. per l'onore e la gloria del tuo nome. Em nome de Nel Jesus. nome di Gesù. Amém. Amen. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. Obrigado. Amém. Potete accomodarvi ancora un po'?